Dunque, siamo qui dopo stamane abbiamo assistito, diciamo, a prima parte, che gira la presentazione di un lavoro che abbiamo fatto con la scuola di Moltivao, con il collegio, era una presentazione, una pezza di teatro, scritta dai Zidelli, coordinata da un professore di corso e di noi aiutata dai teatrini Joan Pietro Iudicelli e Guido Gimmino. E dunque abbiamo visto un lavoro che ci ha palisato, diciamo, le potenzialità di lingua attraverso un esercizio, diciamo, culturale, di espressione culturale. Abbiamo visto che ci sono tra questi zidelli ci sono potenzialità di lingua che non pensavamo mica. E in particolare abbiamo visto uno di questi che veramente ha un dono, diciamo che ha un dono. Dunque, sono affari da seguire. Ci dà una lezione maggiore, ci vuole sapere guardare in giro a noi, ci vuole sapere sentire. E ecco, sono felice di guardare a Sebastiano Guenot, il direttore dunque del Consiglio Linguistico qui in Corti. Giusto una parola non questa, non la settimana della lingua e non l'occasione, a fondo, di osservare il terreno linguistico. Ringraziabili. La settimana della lingua, l'idea è di l'istituzione, la collettività territoriale può aiutare insieme ai dilatori a mettere le operazioni in ballo, a creare, a fare vedere ciò che gli va in tutta la nada. E stamane abbiamo avuto un bel regalo, dopo aver approntato appena l'insieme di questa settimana, perché era una pezza che dà una certa speranza, voilà, per la matematica, per i giochi dilatori, per questa lei, tra quelli più, voilà, quelli di teatrino, tra Guicimino e Jean-Pierre Vigeli, anche che maneggiano, che hanno di più esperienza, che hanno questa pratica, che l'hanno trasmessa a questi 16 giorni di Moltivao. Abbiamo che c'è un potenziale che pur dare da un teatrino, in corso ci sarà sempre un teatrino, voilà, da continuare e credo veramente il senso di questa settimana che per quest'anno 3 anni fa facevamo una giornata della lingua che già era più lunga che una giornata e la nostra settimana d'oggi di quest'anno che è una scusa per mostrare, per far vedere, al di là di questi 7 giorni, di una riescita. Allora certi potranno dire un basta mica, ce la fanno di più, fate burro, perché la collettività di noi un po' mica va tutto, dunque di un'invitazione a mostrare che è possibile, pur queste idee di non mica nada di corso, venire dentro una famiglia che il corso li veniva a fare, pur questi che hanno giocato stamane, la novata giocare più che bene, ci hanno convinti a tutti, e poi tocca l'insieme di dilatori, ogni individuo dentro la mistero in casa a fare appena tutti i giorni, e appena questa lezione di stamane con questa professoressa, io non c'è più, ma Alfonsi, veramente qualcosa, un esempio a livello di questo piccolo stabilimento, dunque pur le piccole unità, si può pensare al collegio di Moltivao, appena perso, sono là altri forse che si sono persi, perché Moltivao hanno una strada e hanno di buoni barrettiani che vengono qui, che avanzano. Dunque è piuttosto un buon segno, voilà, un segno di speranza e una bella ondatura bella astri. Posso aggiustare qualcosa, giusto appunto? Se ognuno si può presentare d'accordo, Patrizia Gattagega, poetessa. Dunque, no, giusto per aggiustare qualcosa, penso che è bella sicuro, non ci è mica aspettare la settimana della lingua per fare il bro e d'altronde qui ci sarà il 26 di giugno a scuola Zandreschi, che non è mica questa una scuola bislingua, dunque queste scuole qui c'è la scuola bislingua, ma qui non è mica scuola bislingua, dunque ha lavorato in un spettacolo bislingua, giusto appunto, e i zidelli la giuisti in ripetizione sono magnifici e penso che lo sarà un bello spettacolo. Ci parteciperà il 26 giugno qui a Nadale Lugiani. Joan Pedro Giugili, dunque teatrino, dunque che attraverso la pratica teatrale a lingua corsa deve essere radio imparata tutta l'annata e che il teatro può essere un
un mezzo che può permettere ai giovani di imparare il corso e di esprimersi attraverso di radio o teatro, e questa lingua ha di radio un ruolo importante a giocare. È vero che c'è certi giovani che quando abbiamo cominciato a lavorare hanno detto che non sanno mica parlare, non sanno mica figlia a niente o di un testo davanti a un mondo, e si mostrava che a pratica artistica e o teatro, quando si fa un lavoro regolare e su di durante parecchi mesi, si può giungere a un risultato di radio interessante. E di noi di radio un scopo di dare confianza ai giovani in negli stessi, e attraverso la pratica teatrale e attraverso la lingua. E beh, noi ciò che lui dice a Giacomo oggi è che se lo abbiamo un testo in francese si va a una radio si yoga, si va digeriamo una coppia, posto che un moello, per esempio, sto giorno ha visto Michel Galabru, dunque imita Michel Galabru, ma è vero che un nemico nato di radio artistico, posto che è sempre un'imitazione, ma se può abbiamo un testo in francese, se può scrivere in lingua corsa, di radio che il lavoro di l'attore adesso è sferrante, adesso è un lavoro di creazione, di adattazione e di riappropriazione di un testo che non è mica di radio di un patrimonio corso, questo non è mica, ma attraverso la lingua e un'altra scrittura può giungere a fare un'opera artistica e un'opera personale. Voilà. Je passe la parole a... Eh bien, settimana di lingua corsa, cioè le che la sia. Ciò che la settimana di lingua corsa sia tutta la nada, e ciò che la tele artistici e che la tele teatrali siano da un mese di settembre a rientrata e che li compiono a un mese di giugno. E qua porgo il microfono a Monsieur Chiorboli. No, Giovanni Giorboli. No, ma lui parla bene a Sobarro, ti ha detto la tele teatrali, io le che li siano da un cabo all'anno. Artistici. Ah, bon, d'accordo. Artistiche. No, io so qui per via che gli la settimana di lingua, o settimana, scusate, settimana di lingua, ma di regola io corso me ne primurei più poco. Dunque, stamane, volevo dire per un amico qui, fine, non so mica se posso dire amico, ma vabbè, siamo vicini di... frustiamo li stessa che vedo. Ieri stamane c'era una riunione a palazzo, noi abbiamo passato qualche stonda, anche un semme, e una riunione tra è giunta a Bedegi l'Università di Coventry, ma giusto che tra quelli il pubblico erano piuttosto femmine, forse Coventry volevano entrare tutte a convento, non so mica, ma volevo dire che c'era, mi sento anch'io, che c'era anche un monsieur Adré che gli è passato per l'Università di Corsica, ha detto che lui ci conosce tutte e due. È vero che abbiamo avuto occasione di... Ha fatto una tesi qui all'Università di Corsica 4 anni fa, dunque mi ha detto, per piacere, salutatemi a Giacomo Tiera, e allora se ne parlo non è mica tanto per questa che ha avuto tempo di farla, ma sono tutta una squadra che so per sti luoghi e hanno detto mi pare un'ora e mezzo e dopo ci facciamo, ma ci facciamo di noi, ma ce la vede se li capisce non te lo si trova, io non gli mica sa più di domanderanno e bene, c'era Domenica Voada in particolare su Adré e poi un po' di inglesi ci saranno le possibilità di scambio eccetera. Grazie, allora passeremo dall'Università di Coventry a quella di Fribourg, posto che abbiamo il piacere di accogliere oggi quel che sia che non è mica un turista, che è quel che sia che viene con piacere in Corsica, ma per parecchie ragioni, allora lo lascio presentarsi e vede appena ciò che non potremo barattare insieme.
Mille grazie. Io sono Rolf Kailoveit dell'Università di Friburgo in Germania, professore di linguistica romanza, sociolinguistica romanza. Non ho preparato un discorso perché non sapevo che dovevo partecipare attivamente. Qui discorso non ci interessa, non mi credo. Sono venuto apposta per la settimana di lingua corsa, per conoscere meglio la situazione attuale nella lingua corsa come lingua scritta, come lingua di cultura e dunque questo è l'oggettivo. E avete il vostro lavoro si fa in paragone tra il corso e penso altre situazioni in Romagna. Esattamente. Personalmente ho lavorato sul catalano, evidentemente è una lingua di 6, 7, 8 milioni di parlanti, è difficile fare paragone a una lingua di 100.000, ma penso che un po' in generale nella Romagna si vede che le lingue regionali prendono un po' di forza e il caso del corso è impressionante innanzitutto per la Francia. Volevo domandare un affare, è giunto 2, 3, 4 anni fa, mi pare, a Radio RCFM, come noi diciamo qui, e era giunto con pochi di studenti. La questione era, siete giunto solo veramente in vacanze? Hai capito? Sì, è vero, e gli studenti di 4, 5, 6 anni fa hanno scritto delle tesine, dunque abbiamo già certi lavori sulla lingua corsa o la situazione sociolinguistica e adesso forse sarà possibile trovare soldi per un progetto per 2 studenti sul livello del dottorato per occuparsi un po' della lingua corsa nello spazio pubblico, la segnaletica, la presenza nelle media, dunque questo sarà il futuro. Grazie, c'è qualche sia che vuole intervenire in questa questione di sociolinguistica che si interessa all'elaborazione della lingua in campi, diciamo, formali? Voglio giusto studiare altri affari per via della lingua. Penso anche quando un attore si esprime in una lingua, c'è un'estetica. Diremmo che il teatro classico, l'alexandrin, c'è una maniera di giocare l'alexandrin. C'est un jeu qu'on a un jeu où, je sais pas comment on dit encore, c'est un jeu hiératique. Donc voilà, c'est un code de jeu. Mais quand on parle de la lingua corsa, e poi dipende di differenti regioni corsiche, come la si pratica la lingua, c'è un'estetica particolare, io penso che c'è un'estetica teatrale corsa, e quella di la lingua che produce quella. Allora dopo ci dovrebbe fare studi di radio più profondi e vedere se la lingua di un nord crea un'estetica con l'influenza italiana più comica e se di radio le sud con la maniera di parlare corso sferrante produce un'estetica teatrale sferrante. Penso che può essere un lavoro interessante. Quindi è un'andatura di ricerca che Giovan Pietro Iudicelli porta e scongiurisce da voi un certo tempo e che per che si potrebbe mettere a riunire un corpo di testi e di creazione dove ci si vedrebbe, admettiamo, a piazza importantissima di un'opera come quella admettiamo di povero Domenico Dognotti, su caso questi. Allora, voltiamo, se volete, questa questione dell'elaborazione, forse...
Sebastiano. Domanda per esempio a Rolf se la se Bobby è un'evoluzione in lingua di poi 3-4 anni, se abbiamo cominciato a conoscere quanto appena me o se ci sono cambiamenti dentro abbiamo di latitudine di popolazione, di visibilità della lingua, i vostri intimi, voilà, sono mica i vostri risultati di ricerca, ma manco i vostri intimi di ripeto all'evoluzione. Sulla la crescenza della presenza. Crescenza o mica, ma... La mia impressione è che conosco la Corsica da 20 anni e un po' più una maniera più intesa da 10 anni e si vede la presenza nello spazio pubblico e penso questo è importante perché non solo è un fatto scritto ma anche a partire dalla presenza pubblica comincia una discussione, cominciano atti di comunicazione perché la gente che conosce un po' il corso più o meno vede un segnale in corso e deve reagire, no? Pensare o attivare certa competenza, chiedere qualcosa, reagire e così è un fatto importantissimo non solo sul livello dell'identità ma anche sul livello della comunicazione e la dialettologia tradizionale non lo vedo, no? Si interessa innanzitutto alla competenza di una lingua come lingua materna e penso che questo è importante ma non è l'unico approccio linguistico possibile. Bene, allora credo che con questa rimarca si vedeva tutto provito come potrebbe trae da una presenza appena più lunga che un scontro appena all'azzardo oggi che il professore è stato solo ammagiolato da un annuncio, dunque penso che ne avremo l'occasione e che faremo l'occasione di vederci fra poco per un lavoro più di fondo, perché sta rimarca qui fatta in modo spontaneo ci face quantunque vedere qualcosa di importantissimo che noi attori, cittadini dell'ambiente forse non vediamo mica, perché spesso si sente di in un discorso pubblico eppure in un discorso specializzato che tutti gli sforzi dell'istituzione, tutti gli sforzi formali producono un po' di effetto. Questo è un discorso che è assai esperto in media, in delle coscienze, ed è interessante avere una testimonianza come questa qui, perché ci dice che sul sforzo di un pubblico, di abbondanza pubblica, ha un effetto nella società. E a me mi rammenta che uno degli oggettivi maggiori di dichiarazione politiche dell'Assemblea di Corsica era questa. Nel piano di sviluppo della lingua corsa si dice di sicuro ristabilisce, ritrovare, restaurare in un certo modo una presenza della lingua per sbloccare il potenziale individuale, ma di no di farla circolare nella società. Dunque, se si rimarca fatta da un osservatore oggettivo e neutro, è verificata, è proprio un buon segno. Vorrei passare la parola per presentarsi dunque a Matteo Graziani. Allora è completamente fuori, è per questo che lui si è messo in soscorno così, completamente fuori perché lui rappresenta qui gli studi più classici, più lontani della umanità, perché anche se è un specialista latino, soprattutto conosciuto come un ellenista d'alta nomina. Allora, infatti io 2 anni in pubblico, ma sono stato accolto in scena e presso ciò che ho capito mi tocca a momento a dare un parere appena tecnico, non ha un punto di grammatica per mostrare che anche in ambiente festivo di
a settimana di lingua si è buono a dobrare materie antigonie appena secche, ma chi pongono sempre giù a puntellare, che possono aiutare a ragionare su certi soggetti, come le avere dopo, ma di maniera appena più estrosa, mi pare. Grazie, allora potremmo passare dopo. No, approfitto che c'è il professore qui e chi c'è con noi, forse interessa il professore di sapere chi si è messo mica in ballo, ma in opera forse, perché non balla tanto in questo momento. Un consiglio di lingua, Allora, come Sebastiano si occupa, penso, in maniera attiva, vorrei domandare qualche notizia, mi passo che questi ultimi tempi, e poi c'è il presidente dell'Accademia di Vagabondi, in due ne erano sia l'Accademia di Vagabondi, sia se riunione del Consiglio Linguistico, sia io sono mica stato abbastanza attento, ma di un pezzo si sente più parlare di riunione, chi c'è un abbandono, c'è un momento difficile da passare, non c'è più soldi, come ecco, forse interessa anche. Dunque, spieghi il Consiglio Linguistico, non è tanto che lo c'è, l'Accademia di Vagabondi che ci sono stati, ma sono cambiati i vagabondi, non sono più gli stessi. Ecco. Allora, il Consiglio di lingua corsa è stato creato l'8 dicembre 2012, sono un anno e mezzo. Dentro ci sono 6 commissioni, c'è una commissione di letteratura che ha cambiato il premio di un libro di collettività territoriale, passando da 2 a 4, ora c'è 2 altri premi, al di là di quello di creazione letteraria in lingua corsa e quello in lingua francese, ce n'è uno per l'opera di traduzione e un altro per le opere scientifiche, dunque c'è una larghera appena di auspicio perché non ci sono libri di ricerca che erano paragonati a libri letterari, che avevano poco a fare in comune e che era difficile di disperdere. Da Strafari abbiamo organizzato un colloquio con questa commissione, un altro si era organizzato qui la prima guerra mondiale d'ottobre con un grande assoggio specialista di relazione tra Francia e Italia, donc di un partenariato tra la collettività territoriale, l'UMR Lisa e l'assoggio. In un altro campo per certe commissioni, media, educazione, parecchie persone sono state intese di maniera a fare per un bilancio di appena temperatura della situazione. A livello di terminologia, qui abbiamo fatto un scontro, un seminario con Baschi, sono venuti a insegnarci appena una strada, mostrarci come hanno fatto per sviluppare banche di dati moderne che si possono adattare a parecchi punti. Anche qui ma avanza fra poco, cioè ci sarà una pubblicazione qui di un mercato per avanzare in questo puntello. Non ta bulimia di noi, qui abbiamo lanciato un mercato che si è chiuso la settimana scorsa di maniera faugenza l'insieme di lavori di ricerca fatti di poi 1950, perché c'è assai circa ora, pur in un paese immaginario, c'è l'anziano Umere, Paolo Luigi, che aveva fatto un studio di bulimia. Il problema è che non lo posso mica ritrovare. Voilà. E come in un paese, in parecchi paesi sono specialisti così che hanno fatto lavoro di ricerca, allora dopo c'è ritrovarli, c'è valutare, perché se hanno fatto solo, tra virgolette, urgenza di toponimi di un paese senza localizzarli, tanto questo lavoro non basta mica, c'è arriviare un parte, allora è un aiuto, ma voilà, perché l'idea è di giungere a corso organizzato bulimia, di maniera che lo ci fosse a bulimia corsa, non i nostri GPS, non i RTGN, non l'insieme di strumenti d'uso di lingua corsa, di lingua moderna. Un altro punto di noi, la collettività territoriale vuole di più nel Consiglio di lingua corsa, perché le dette ci sono difficoltà di funzionamento, perché abbiamo principiato una prima visione, abbiamo fatto una prova per tutte le istituzioni, per la Costituzione francese, che si è così secca, stantarata, di poi 30 anni è stata cambiata 28 volte. Voilà. Donc per la Costituzione viene cambiata, allora pensate al Consiglio di lingua corsa, donc come tutte le opere umane,
già rivale. Dunque ora abbiamo lanciato una consultazione di maniera a vedere appena più chiaro, avere una strutturazione più efficace di maniera a concepire e dopo a creare arnesi giusto appunto per sviluppare la lingua corsa in uno spazio pubblico, ma mica solo, anche in uno spazio privato, che può essere un GPS, una carta, tutto ciò che può esistere, che fa la nostra vita. Dunque è assai importante, è un lavoro che verrà usato spero da qui a poco, forse dopo l'estate, penso che avremo una visione più chiara di la fare. Grazie. Forse Giacomo può dare di no. No, io penso che ci vorrà passare un programma d'oggi, perché ecco, ciò che è previsto, dunque in un primo tempo è dividiamo un pezzo dell'intervista di Giacomo Fusina, dopo Patrizia Gattagega, vedremo mica la sua intervista se la consente, posto che l'avevamo qui e dunque parlerà. E poi all'anno e meglio di noi verrà perché è chiaro da una riunione che sarà finita qui a poco. Allora vi propongo di guardare un'aperta l'intervista e insegno a tutti quelli che vogliono che le 3 interviste che noi abbiamo previsto per oggi, che noi siamo obbligati a un passamicasone per via del tempo, c'è un programma ricco, c'è un pubblico da molto e dunque siamo obbligati a... c'è stata assai domande, vedo che qui non è pochi vogliono parlare, avrete l'occasione di parlare un bicchiere, dunque siamo obbligati a passare a questo, ma potete guardare non ta usidu interromagna.com, Interromagna con 2 R, questo è uno di Inter e l'altro di Romagna. Potete figliare non a mezzogiorno di 31 di maggio e 3 interviste che sono Buntello, diremo di un nostro warato d'Aua. Allora andiamo a posare qua là e poi dopo riveneremo qui dopo. Ci piglieranno una taisa di notte. Se io in scrittura francese, questo che la prima pubblicazione è stata una raccolta di poesia che si chiamava Soleil Revue, che è stata pubblicata dopo un viaggio in Spagna negli anni 60. Qualche anno dopo ho scritto, ma abbiamo un'ode andandoci, dunque ho scritto a fare così, che era ai tempi di Franco, e come ho pubblicato questo un editore che si chiama Pierre-Jean Oswald, che era l'editore attivista in manca, più che lui c'era dando, e dunque è una culturenissimo, perché era una specie di critica inutile a Spagna e dando, in una certa maniera. Ma era allo stesso tempo in una rivista di poesia, la rivista Genturti, che si chiama Le Puy de l'Ermite, che era già una certa piazza da poesia francese, soprattutto parigina, e dunque i miei primi contatti sono stati allo stesso tempo quelli di scontri poeti rinominati assai, i più grandi dando, e il lavoro di messa in cesta di una rivista di poesia, mi ricordo era anche nera, era assai preziata dando. E questa è la prima maniera, per venire a gioire, se vuole, ma da un punto di vista professionale, perché ero professore di francese, con i muscolari, ho sempre fatto una specie di pedagogia di poesia. Ho cominciato una tesi che si chiama Vero in pedagogia della poesia. Gli anni 70 erano quelli che appunto c'era assai questa questione che si punia e sono stato anche dando una specie di assistente di un professore Riccat, che era un primo direttore di tesi, un specialista di giornali, e che giusto appunto dando, ha pubblicato un libro di affari, che era una specie di primo lampo e adesa, non Radio Sorbonne, non esiste più ora, ma che era appunto pubblicata da studenti di lettere moderne o di lettere classiche. Dunque, la mia prima esperienza è stata un'esperienza di pedagogia della poesia e in francese. Ben intesa, non si può capire questo, che capiscendo che io, al principio, sono nato in un paese di Arastagniccia, dove non si parlava che corso, si può dire.
e dunque ho parlato di corso subito, e conversazioni con papà e con mamma sono state sempre in corso, da giugo. Il francese l'ho scoperto da scuola primaria, di un paese, appunto. Dunque, per me il corso non è mai stato perso, l'ho ritrovato in una certa maniera, con lo studio, la lettura, se vuole, della letteratura, e poi canzoni, eccetera, eccetera, parecchi affari. Ma il primo scontro con la poesia è stato piuttosto un scontro della poesia francese, mica corsa. Io Trace è una rivista meno importante, conosciuta in intesa, era venuta da uno studiatore che ha fatto assai, e così si può dire di noi che era più basso possibile con l'Occidania, posto che conosceva una poetessa cisdania, mi scappò un nome, d'altronde, ma era già anzianotta dando, e il direttore di Trace la conosceva. E dunque, come conosceva io in stesso, c'è stata una specie di idea che si è messa in ballo, e Trace ha pubblicato. Mi ha domandato un po' che fare così, ma tanto si vedeva più per militantismo, ha pubblicato un affare incredibile per il dizionario di Romania. Il dizionario di Romania, Corsica Iacca, ha pubblicato un affare così nella letteratura corsa, che ha scritto un articolo di parecchie pagine, e che l'hanno pubblicato come se lo fosse un affare, non so mica ciò che diventava in Romania, ma penso che tanto sbucciava tutte le parti. C'è stato elementi così di Luxemburger Want, per esempio, ha pubblicato, che era un giornale di poesia e di letteratura di Dante, ha pubblicato un articolo magnifico, scritti, soprattutto scritti corsi, un altro ha pubblicato il livello letterario, Dante, gli stesso. Dunque c'era una specie di sensibilità e che era multiregionale, i bretoni, l'occidani, i baschi, i catalani, gli alsaziani, i fiamminghi venivano a Parigi e ci trovavamo tutti al Salone Libro, per esempio, o a riunioni così. Ma ricordo per esempio di Martel, Philippe Martel, che oggi è un professore conosciuto di Cidania, che è professore di storia, ha scritto l'anterivoluzione, l'antalogitania di tempi e religione, affari magnifici, una tesi magnifica, poi è sempre il presidente di Avlarep, un grande assoggio appunto per l'insegnamento delle lingue. E beh, io l'ho scontro giorno, quando era sempre studiante, facciamo sempre, io ero professore e lui era anche professore, e facciamo travagliamo autrement, che dirà questa rivista autrement, e abbiamo fatto una volta un numero speciale tra i sbucci di regionalisti con Alain Touraine, che era un grande professore di sociologia, Dante esiste sempre, è uomo dell'attuale ministro di salute, mi pare. E beh, lui rappresentava l'Occitania e rappresentava la Corsica, e c'era anche Guy Malouvier, che era un anarchista, che era direttore della rivista Il Pied de l'Ermite. E mi ricordo che mangiamo sandwich e rispondiamo a questioni così. Boh. E così che un'epoca niente aiutò subito, la FON già era uno degli attivisti di USENI, ma io non ero anche a USENI, ma conoscevo queste riunioni così. Giordano e compagnia, gente che sono diventati dopo assai conosciuti, ma li conosceva tanto, ma li frequentava così come militanti. Ce n'è uno che ha fatto un punto su questa questione, lo stesso numero speciale è la rivista NU, che è la rivista dell'Università di Nizza. E ci hanno domandato, sono mica io che sono all'origine di Jean-François Agostini, che è un poeta portivecchio, e che lo scrive sempre in francese, ma mi pare che lo sia qualche sia che scrive veramente bene, è uno dei grandi poeti di espressione francese in Corsica oggi. E Nanto qui mi ha domandato a questo punto di fare un introito, non a se questioni queste che tengo con le risposte francesi, dunque c'è una ventina di pagine al principio, dove dico certi affari questi e rifaccio un po' a storia, ma in francese, perché è mai a questa questione francese, e ce n'è una questione della traduzione. La risposta alla traduzione qui che raggiunge degli elementi che si può dire oggi. Ma c'è un altro elemento che corrisponde esattamente alla questione che tu poni, è che quando hai scritto un po' di poesie nei primi rigiri, o non il Pied de l'Ermite in francese, allo stesso tempo, perché c'era una cronaca che parlava di un rigiro nel Pied de l'Ermite,
all'incontrario facevano le stesse affari per Rigio. Per Rigio faceva una specie di cronaca di bruince, se vuole, ai principi di Rigio. Ma questa questione che si punia, la io ritrovo perché come quantunque l'opposizione è stata aumentata, ho fatto con Ulissi Bultan Corsica, ho cercato a Bultan Corsica, allo stesso tempo per ragioni di militanza culturale, se vuole, di mettere in accordo Mozambique con i servizi di un paese. Ma quantunque, come ha scritto e fatto il lavoro di un francese che è in corso, dando, c'è stato un elemento che è stato quello che mi sono messo a parte da rigire, se vuole, a un scrivere quasi più che in corso, lasciando gore tutto ciò che ha acquistato con la rivista Le Pied de l'Ermite, con i contatti che aveva con la gente, ripeto sempre, nelle condizioni non so quanti buedi e condizioni diverse. E beh, non so quanti anni dopo, quando ero già in Corsica, 50 anni dopo, negli anni 90, qui, quando ero già qui, un animatore di rivista di poesia e di poesia, che si chiama Le Mercredis de la Poésie, cosa si chiama le François Copé, che è un grande caffè di Boulevard Montparnasse, mi dice, on demande à ce que vous veniez faire un entretien sur la poésie, et vous apportez votre dernière... En français, je n'ai plus rien depuis, ça date des années 70, donc là, en 90, c'est fini, moi, je n'écris plus qu'en corse. Ah, c'est embêtant. Et tant d'adieu mandat. Ah oui, vous ne pourriez pas faire... Adieu mandat a Domino Samarcelli, per non abbiamo fa una specie di cose, di riviste le poesie, una placchetta, se vuole, si chiama de Retour sur image. Retour sur image, c'est retour sur ces images anciennes. Alors, j'ai pris, abbiamo un libro di queste poesie che avevo già scritto in francese, che erano pubblicate in riviste diverse, l'ho messa in alto, e quantunque ho detto, ho assai corso in e tipo di 50% di questa rivista, di questa placchetta qui, sono poesie scritte in corso, tradotte in francese, o scritte in francese, tradotte in corso. E dunque, mi si pare che era una maniera di rimettere in ordine un certo problema di conflitto linguistico e culturale che abbiamo tutti in noi, sicura questo. E non è mica stato conosciuto assai, ma quando sono andato con questo libro qui in Parigi, quantomeno io ho spacciato una centinaia il giorno stesso. Erano contenti della maniera che era stato fatto, perché era ben fatto, un libuccio simpatico. In Corsica no, si può dire, poi cioè di chi l'editore, se c'è di ore senza esse, di più un stampatore con l'editore, ma per me era interessante perché era una maniera di ribigliarmi una certa parte della storia che diedino questa così, e dunque io da un francese a un corso, due trovo un piacere oggi di una traduzione appunto, perché di una maniera di passare bene da una lingua all'altra, da un codice all'altro, con lo stesso piacere. Allora, se così la consento, potremmo forse dirci 2 o 3 cose così, non ciò che ne abbiamo inteso, bene a dire l'intervista, un pezzo dell'intervista di Giacomo Fusina che trattava delle prime influenze, il suo itinerario a partire dal corso che lui si è scordato per via di un viaggio attraverso la sua formazione diciamo, professionale e sociale, l'ha lasciato da canto e poi la ritrovo, e quando non la ritrovo appena come una specie di volontà di rimpattare diciamo, l'influenza di un francese, e ha risentito sui sogni di stabilisce un equilibrio e ha detto in maniera chiara un affare su basso mi pare meraviglioso quando lui dice a il Sud scioglie, risolve un conflitto in me. Dunque è un affare assai interessante, mi si pare, dove si ritrova mica solo una questione di militanza, di un problema sociale, ma un problema personale, o piuttosto l'effetto di diciamo, gerarchia delle lingue
non ha a personalità, non ha un soggetto. E dice a fine di sapere in intervista, mi pare, mette in risalto ciò che la poesia per ello in tutti i casi la funzione di traduzione, dice, mi si pare in maniera meravigliosa, posto che lo dice a poco preso così, esageri appena, e o campo oramai in la traduzione. E su retour sur image, mi campo, hai ragione, mica gli stessi. E su retour sur image è qualcosa al di là di Asoriesci da editoriale, è qualcosa anche commovente perché è una realtà che è sempre, mi si pare, in viaggio tra due poli. Io voglio solo da passare la parola a un nostro amico di Fribourg, forse che ci avrà visto attraverso sua testimonianza personale, forse qualcosa come un documento sociolinguistico. Bene, penso un aspetto forse interessante in questo contesto può essere che il concetto di poesia nazionale è un concetto dell'Ottocento, no? E la situazione attuale è diversa, non solo in Corsica, anche per altre, anche per le lingue grandi, penso. E forse si può accettare anche nell'espressione poetica la mistura, l'influenza, che non soltanto è una cosa negativa, ma anche positiva e può produrre un contatto, un pubblico più grande, un pubblico interessato da anche altre parti della Romagna. Dunque per me la mistura è innanzitutto un aspetto positivo per l'espressione poetica. Allora propongo che non passiamo perché l'ora fila, l'ora corre. Io propongo che non passiamo, posto che noi abbiamo la fortuna di avere all'anno e meglio, che qui invece di sente l'intervista, forse potremmo interrogare non un passo che poi ritroverete in Romagna, andate a figliare la sua intervista. Quando lui ci parla di un aratto che si è fatto in sua personalità di una banda e in sua dicitura di scrittore e di poeta soprattutto tra le differenti lingue. E quando dico le differenti lingue voglio parlare in particolare di una persona che è convinta diremmo o brodi o plurilinguismo all'anno, intanto che persona e poi intanto che cercatore, intanto che professore, eccetera, eccetera, in tutte, ma soprattutto in sua personalità di Dommo e nella sua personalità poetica ha saputo, appena come Fusina, in un certo modo, ha saputo fare, diremmo, da aperte chi ci vuole a ogni parte, a ogni componente linguistica della sua formazione. Io penso che potremmo fare con ciò che tu dici Fusina, perché io penso giusto appunto che come dire, l'educazione linguistica a scuola ci formatiglia appena il cervello finalmente e l'individuo ha un momento dato quando è di petto al plurale, a parecchi in quanto alle lingue e alle culture, finalmente nasce una difficoltà a concepire l'affare altrimenti che di modo tramezzato, di modo staccato così e nasce tanto in un soggetto tutto il conflitto, la difficoltà, una forma di schizofrenia di no, anche non andando mica fino a cima di questa parola. E ciò che tu dici Fusina giusto appunto è magnifico, posto che ci vuole quasi una vita
per poter mettere in pace con la conoscenza, con l'educazione, con la conoscenza, con la cultura finalmente, e con l'apparecchio critico di noi, in drinta uso dietro, ma di noi con un'educazione ancora più lenta, che va pianissimo, troppo piano, non è un collettivo, perché il tempo che quantunque noi accettiamo l'idea di ciò che è una lingua, finalmente, e l'idea che tutto viaggia di modo plurale, cioè il tempo e costruisce un discorso interno, non è uso dito. Allora, per voltare a ciò che ha costruito io qui a capo praticamente di una vita e di una vita di cercatori, di formatori, è liata a Corsica, è liato di noi a Bonifacio. Per dare un esempio di settimana di lingua, eravamo con Sebastian sa domenica dopo mezzogiorno qui in Bonifacio, con un tavolino, gente come noi qui, e come noi qui spartiamo una lingua in tutta l'eterogeneità della situazione. E c'era Giancarlo Tusceri di L'Isolano di Maddalena, c'era Piero Bardanzello di Ugadduresu di Santa Teresa di Longoni, Piero Bardanzello che è un fenomeno linguistico, una specie di ciò che ci potrebbe pare oggi un mostro, perché è capace di parlare il sardo di Drinto, il Gadduresu, l'isolano, è stato di mamma sarda, di babbo Gadduresu, accampato a Maddalena, capisce tutto il corso, eccetera, eccetera. E dunque abbiamo costruito qui, allora, e abbiamo avuto le rappresentazioni che sbuccano di noi, dicendo, a un momento dato Giancarlo Tusceri dice, ma io l'isolano non posso mica sopportare certe affari. Per esempio c'era un napolitano che giungeva, un punzese che giungeva a Maddalena, che si è messo a scrivere e che a un momento dato ha parlato di a bombola a caffettiera, ma a caffettiera in l'isola, non potevo mica dire a bombola. E io dunque ho scelto una vetta di lingua tra 1920 e 1930 e questo è l'isolano, ma non potremmo mica dire altrimenti. Dunque qui abbiamo avuto una grande discussione tra ciò che noi rappresentiamo qui, l'accademismo e a difficoltà a creare la lingua in una vetta di tempo, e anche se non pigliamo una vetta di tempo abbiamo una difficoltà con la vetta di popolazione, tanto non c'è mai una possibilità di dire la lingua è qui, non c'è che qui di linguisti dell'Atlante che pone di la lingua è qui perché hanno identificato un punto che non è che un discorso dentro la lingua. Dunque c'è stato questo momento e a continuità l'abbiamo avuta da Sebastian Di Maginaggio, cascava di incanti, Sebastian Di Maginaggio, passiamo qui, io di Bonifacio, Piero Bardanzello che andava più lontano che a Gadura, in Sardegna di Trento. Dunque vediamo qui che in una tavola così, a gente che c'era qui a questo momento dato, per la settimana di lingua, avevamo un'idea della complessità di cose e giusto appunto ciò che costruisce la personalità è l'idea qui. E un Bonifacio ha potuto, forse a meno che ad altri in Corsica, costruire sa pluralità e sa complessità, grazie a Bonifacio, il francese, il corso, e poi dopo andando, passando. E ciò che tu dici Fusina è importantissimo in una misura dove nasce a pace di una persona e più conflitto, allora che natura non c'è nulla di natura qui, non c'è che discorso e costruzioni mentali e una pace con sa pluralità, su collettivo che ci arriva a tempo un'eterogeneità che non confiniamo da più o meno un nome, un corso, ma dopo può nascere un corso o Gabigorsino, o Maddalenino, o Bonivazinco, ognuno. E tutto questo partecipa di un'idea tra i continuità e contiguità di nomi che finalmente non è che un'organizzazione normale di un mondo di parola, di un mondo di lingua, e
penso che questa maniera di costruirsi in Apache è di nuovo una maniera di costruire un mondo. Ecco un po' il ragionamento. Ci vuoi dire, senza castigati, come tu applichi questa visione così, diciamo, di una pluralità linguistica che allo stesso tempo si capisce che tu accampi come un'unità costruita in della poesia? In della poesia e torna al affari. D'un punto di vista di lingua o d'un punto di vista di contenuti? Tutto, penso che c'è tutto perché si vedeva, non abbiamo mica l'agio di guardare i do boemi, ma si vedeva che tu fai allo stesso tempo che tu hai un discorso in tua lingua, che tu fai un discorso sul territorio continuo che tu hai ammintato, si ritrova di nuovo come paesaggio, do paesaggio poetico e così di nuovo. Ecco tutto i yogi e i contra-yogi, in misura che nella prima raccolta ho potuto parlare per esempio di pescatori. Un mondo di pescatori veniva in contrappunto finalmente di una simbolica, per esempio di pastori. E non so mica di un mondo pastoreccio, a un momento dato non mi mica dava un complesso, non sa mica di un mondo di montagna, di pastorino, anche pure sa tutto il rispetto e l'ammirazione. Mi piace la montagna, o broccio ne parliamo, ma di cultura ho trovato su mondo qui per metterlo in contrappunto della stessa maniera che te quando i portò sono i verdi giassi e quando i platani rimpiazzano appena i castagni è la stessa di marcia di trasgressioni veramente per dire che su paesaggio un mondo di un poeta in Corsica è costruito d'altro. Dopo ho potuto parlare di tutto ciò che circondaia, natura, morti, cimiteri, amori, e poi questi intimi di sfondi e l'amore ti interessa. Tutti questi intimi di sfondi che qui giusto appunto sempre si viaggiano altro avendo usato lo spazio, questa che ho sviluppato nell'intervista di un logimondo. Un logimondo, parola di Cecè Lanfranchi in sua poesia, in un poema di Cecè è allora di un luogo che ha una dimensione così forte in un minerale, in della natura, sicuramente in Corsica, che lo chiama logimondi. E a tempo su logimondo, costruito come capicorso, una parola valigia così, a me mi pare interessante in termini di aradighiera e apertura. Tra la radichiera e l'apertura è una ragana che ci dice sempre in Corsica ne vous repliez pas sur vous, soyez ouverts, diventa una specie di moralismo a due franchi qui che comincia quantunque a gonfiarci e a tempo su loghi mondo lo pratichiamo da sempre quando Giovanni tratta di traduzioni quasi da sempre se noi vediamo il giro di letteratura corsa c'è su passe bene sa radichiera e sa apertura su loghi mondo è praticato è una maniera a tempo di essa in dell'identità e andare sempre innovora, ciò che permette l'isola a sponda e così idea di continuità, di contiguità in della lingua ritroviamo torna su fatto dessa attraverso un nome, attraverso un simbolo, in uno l'identità, ma attraverso l'eterogeneità e attraverso come
il fatto che l'affare non è mai chiuso, troviamo sempre un luogo dessa in catena, non è mica l'affare è incatenato, non è mica mai manco pure in dell'isola è incatenato, e questo qui ci dà attorno a di una maniera di spazzare così, di squassare i frontiere semplicemente, non ce n'è più.